ancora a parlare di istinto, lo ripeto, è un prodotto assolutamente naturale, solo calce e polveri di marmo e quindi assolutamente adeguato ai tempi moderni, alle necessità ecologiche. Il catalogo c'è già, ma adesso andiamo a presentare una nuova applicazione che abbiamo chiamato pietra intagliata. Per fare questa applicazione naturalmente si parte come sempre dal primus. Bene, primus è asciutto. A questo punto possiamo partire con l'applicazione del nastro. Qui andiamo direttamente con il nastro e segniamo il disegno che vogliamo. Poi vi spiego perché. Ecco, il disegno è finito e adesso andiamo a riempire ogni quadrato con la spatola dentata in diversi orientamenti. In questo modo avremo un disegno molto piacevole. Ecco, qui abbiamo fatto una scacchiera e con la spatola siamo andati in senso verticale e orizzontale incrociandole, in modo che alla fine avremo un disegno molto interessante. Ovvio che ognuno può personalizzare l'effetto come vuole, quindi potrebbe fare queste due righe uguali nello stesso senso, oppure allungare, allargare. Qui è la creatività. Cosa resta da dire? Il consumo, 1,5 kg, 2 kg al metro quadro, come sempre, con questo prodotto. Un'altra novità che voglio raccontarvi è questa: la possibilità di mescolare diversi tipi di applicazioni. Quindi, qui abbiamo fatto la pietra intagliata. Io ho voglia di fare una cornice con la pietra levigata. Quindi, cosa facciamo? Tagliamo il nastro e andremo ad applicare la pietra levigata qua e faremo la stessa cosa da questa parte. In questo modo avremo come due colonne che delimitano questa scacchiera. Molto intrigante. Ecco, questo è il momento, queste macchie leggermente più chiare dicono che il prodotto si sta asciugando. È il momento di andare a compattare con tranquillità, sia la pietra intagliata che la pietra levigata.
Ecco, adesso la parete è quasi asciutta, sono passati 10 minuti, è il momento, se lo vogliamo, di andare a compattare più forte per avere l'effetto lucido. Adesso ve lo faccio vedere. Qui comincia lo spettacolo, comincia il bello, perché adesso andiamo a finire con il prodotto metallico e abbiamo il gioco delle luci che si riflettono l'una nell'altra. Per prima cosa però dobbiamo togliere lo scotch in modo che vediamo il disegno che resta sotto. Ecco. Si comincia a vedere il disegno e dobbiamo andare a finirlo. Lo finiremo con gioia o con oro, nei colori che vogliamo. In questo caso usiamo oro, ma lo useremo diluito in modo che il prodotto scorra meglio e entri bene in tutte le fessure del prodotto. Bene, una mano però non basta, ci vuole una seconda mano per considerare finito questo lavoro. Molto facile in questo caso la creatività, perché siamo partiti da un fondo bianco, abbiamo messo del nastro, abbiamo cominciato ad operare e qui vediamo diversi livelli di profondità con una applicazione davvero semplice. Poi siamo andati sopra con una finitura metallica che ci dà dei giochi di luce molto belli proprio perché ci sono delle diverse profondità. Naturalmente tutto ciò a disposizione della vostra capacità creativa. Questo catalogo vi dà delle indicazioni, ma vi ricordo che questo tipo di effetto è ottenibile con tutta la nostra gamma colori. Quindi buon lavoro e divertitevi!